Pinocchio, Pinocchio, perché hai tardato, Pinocchio? E mica ho tricato per colpa mia. E ho comune che mi hanno fatto tricare tanto tempo. Mi hanno domandato tante cose. Io ci sto con capo per chiedere la testa e intondare. Stiamo suonando le campane, la testa d'identità. Poi mi hanno detto, Pinocchio, come si chiama papà tuo? E ci si chiama Mastro Giappetto. E mamma tua come si chiama? E tu che ci hai risposto? E ci a mamma non la tengo. Non la c'è mai tenuta a mamma. E allora dice, sì, se a mamma te ne ha tenuta, padre da te come ti ha fatto? E tu che ci hai detto? E dice, papà a me mi ha fatto con una sega. E allora mi hanno spottuto. Ti hanno sfottuto, ma come ti hanno sfottuto? Mi hanno detto, tu dici sempre le bugie, caro Pinocchio. E se dice le bugie, si allunga il naso, fai un naso lungo. E dice, non è vero. Che le dice le bugie si allunga il naso. Che se fosse vero, tutto l'uomo tenesse un naso quando ha torre pisa. Hai ragione, Pinocchio, hai ragione. Però c'è un detto che dice le bugie hanno le gambe corte. E manca che sia vero. Che se fosse vero che le bugie tenessero le cosce corte, tutte le femmine tenessero le cosce quando è che le rinnano. Il cosce rinnano. A proposito, sei andata a smontare l'armadio della signora Maria. E come un giaciuto che ha combinato l'angoppa e che ha combinato. Tu con mio soldi, che hai combinato? Fammi capire, che hai combinato? Ha giuto a smontare l'armadio della signora Maria. Ha giuto in coppa era un armadio a 6 porte. Per smontare ci stanno e vita sotto e ce n'era sotto. Mentre stava là, la signora si ha suonato una campanella, no? Come si dice? Dindron. Dindron, sì. Ha detto, Pinocchio, abbi pazienza, ma capire chi è. Aspettami a me. Io per aspettare la signora, ha avuto la prima porta. Sì. Per spuntare la porta, io mi si che spalle in terra. Sì. Ha gettato l'occhio in cielo. Ha impizzato oggi da spaccare la vita e non c'è la prima porta. Ah, era facile, Subito. Apre la seconda porta. Sempre che spalle in terra, l'occhio in cielo. Un pizzo oggi da spaccare la vita e c'è la seconda porta. Apre la terza porta. Sempre spalle in terra, l'occhio in cielo. Un pizzo oggi da spaccare la vita e non c'è la terza porta. Ma come si veloce, come si veloce? Così per la quarta porta e così per la quinta porta. La sesta porta era la signora. La signora Maria. Hai detto, abbiate pazienza, sapete come si mi è femmina, poi la portata e ci pensano pochi tempo. Ma io ti voglio aiutare. Signore, non c'è bisogno, ormai ci fatto. No, io ti voglio aiutare. Che la signora Maria è una pizza e stacca. Che la grossa bella grossa, la signora Maria. La porta l'armadio, che è la piccerella. La piccolina. Pesa poco. La signora si pensava che passava Maria Quintale. Si è piazzata, ha raputo il cosce. Si è piazzata. I metti che spalle in terra. Hai se l'occhio in cielo. Un pizzo oggi la vita e ne è passato 2 ore. Ma come che dici tu 5 porte, da manco 10 minuti hai smontato 5 porte, per una porta ci hai messo 2 ore. E che stai per la signora Maria? E te ne Pinocchio, io non ci capito. 5 porte, subito la smontata, ma una porta sono 2 ore, ma che è successo? E che è successo? Signore, io voglio sapere, cioè come non voglio sapere, e fino a mo', quando mettevo le spalle in terra, hai l'occhio in cielo, e impizzavo oggi la vita, vedevo sulla spaccata della vita. I moni che dormi, non ci mettere oggi la vita. Tu sei soldi sfaticati, sei soldi sfasulati, che stai facendo? Noi, con tutto l'igname che ci sta a secare, che ci serve sto l'igname. Ma sì, non sei con l'igname, col l'igname io, prete che mi ha proibito. Come, lo prete è proibito con l'igname? O prete ha detto, Pinocchio, tu non ne secare. Prima perché può perdere la vista a lui e poi come mette peccato. Perché fai peccato secando? Perché ci si tu sì, come mettati in pure. Che è peccato. Pure a proposito. Oh professore mi ha detto che sei un asino, sei un ciuccio, non studi, come non è vero, perché io studi 25 ore all'ora. Ma come, 25 ore all'ora? Sì. Ma se la giornata è di 24 ore, com'è possibile che studi 25 ore? E mica sono scemo, io mi sono seduto prima della giornata la mattina. Non prima della giornata, oh professore, mi ha fatto pure i problemi che hai fatto in classe, è un problema che... Cacci torti. Allora, torto professore, ma tu spieghi io i problemi che hai scritto in classe, Allora, il problema dice... Un contadino va al mercato e vende 10 kg di fagioli. È buono. A 4 euro al chilogrammo e ricava 40 euro. Hai sbagliato? No, lo stesso contadino, sempre al mercato, compra per una festa in famiglia 20 botte dal fuochista e le paga 2 euro all'una. Quando spende il contadino spende 40 euro. Hai sbagliato? Fino a qua siamo bene. Quanto guadagna il contadino? Risposta. C'hai perso in coppa o contadino? Sì, c'hai perso in coppa. Ma come c'hai perso in coppa? Ma se ricava 40 euro vendendo i fagioli e spende 40 euro per comprare i botti, ma chi va a pare? No, c'ha perso in coppa. E fammi capire perché c'hai perso in coppa. Perché se eri io contadino e dici che le fagioli, o posso mangiare i botti? Perché quando ci potevi mettere per sparare questi botti? Va? 10 minuti. E se mangiavano in famiglia i fagioli, chi dopo un mese
Sparavano sempre botte. Sparavano. E si vicini 10 kg di fagioli. Ci mettevano un chilo di stock vicino. Sì. Ma facevano proprio fuoco d'artificio. Facevano i colpinari, facevano. Ovvero che tu sei tutto scemo, messi in un succio, ovvero no? I sono ciucci. A proposito, il Eh. professore ha fatto una domanda, non mi ha saputo rispondere. Non ti hai saputo rispondere? No. Non ti ha voluto rispondere. No, non mi ha professore. saputo rispondere. Fammela a me sta domanda, fammi vedere che ci voleva dire il professore. Ci ha via. chiesto. Qual è Eh. quel governo che non cade mai? Ma guardate che secondo te è una domanda. Ma da Ronchi ha risposto. Sì. Il governo che non cade mai è quello di destra. No, E chi lì è sinistra. no, E allora è chi lì è centro. no. Ma qual è sto governo che non cade mai? È semplice. Eh. O Reggiseno. O Reggiseno. E che c'è il secco Reggiseno? C'ha il secco perché o Reggiseno regge a destra, Eh. regge a sinistra e non cade mai. Ovvero che tu sei tutto scemo, che la vita, che la vita. E perché? E i padri buoni fanno i figli scemi. E allora, come dici tu, papà, c'è Petro. Da casa nostra. Sì. Ci stanno buoni e non scemi. Proprio così. E allora, se io buono se ne va. Eh. In da casa nostra, chi ci resta? O scemo. Allora, papà, state buoni, me ne va che arrivederci.